Salve, buongiorno. Una domanda relativa all'ultima sottomisura 16.2, quindi la costituzione di gruppi operativi. Volevo capire se ci sono, anzi scusate, di progetti pilota, se ci sono delle indicazioni sull'eventuale costituzione di quanti membri, se ci sono numeri, diciamo, non so, minimi o indicativi. Cioè magari l'associazione di un'impresa e un ente di ricerca o altre indicazioni che possono aiutare a costituire un progetto pilota efficace. Grazie. Sì, allora, la Commissione da questo punto di vista lascia molto aperta la questione, nel senso che dice se sono, cioè chiaramente cooperare significa essere almeno in due, cioè se si vuole sposare almeno bisogna essere in due, no? Quindi questo è il numero minimo che ci dà la Commissione. La cooperazione deve venire tra tutti i soggetti e deve essere dimostrato poi per poter andare avanti il progetto, tra tutti i soggetti che sono in grado di, cioè tutti i soggetti che sono in grado di dare un apporto alla risoluzione del problema possono aggregarsi, devono essere almeno due e devono essere qualificati per poter risolvere il problema che è stato messo in evidenza e che è l'obiettivo del progetto. Dal punto di vista della numerosità la Commissione non mette limiti neanche nelle linee guida, quindi anzi lascia in un approccio bottom-up molta libertà, forse anche troppa da un certo punto di vista, però diciamo questo è anche un valore di questa nuova misura. Bene, un'ultima. Buongiorno, solo un'osservazione circa, come dire, l'articolo 17, la misura numero 4, in particolare 4.1, che è riguardante in qualche maniera, anche se con filosofia diversa, la vecchia 121. Parliamo di pacchetti integrati con business plan, mi sembra sia, come dire, un input molto preciso contenuto nella volontà programmatoria della Regione. Parliamo di pacchetto integrato anche, mi pare se non sbaglio, per gli investimenti non produttivi. Io voglio solo sottolineare questo elemento, cioè va bene tutto, va bene il fatto di mettersi assieme, di mettere in sinergia tutta una serie di azioni, di misure, eccetera. Se questo poi significa anche l'elaborazione e l'uso del vecchio strumento che abbiamo sinora avuto, del business plan che utilizzavamo nella 112, nella 121, di dover utilizzare ancora questo strumento in una situazione ancora più difficile, complicata, complessa, qual è quella di un pacchetto integrato, io penso che davvero dobbiamo come dire, pensare se questo è uno strumento adeguato o se non diventa l'ennesimo davvero strumento di appesantimento burocratico, non so assolutamente quanto utile né per l'azienda né per coloro i quali poi devono fare i salti mortali per farlo quadrare. La mia è solo una sottolineatura circa, ripeto, l'utilizzo di questo strumento. Ci siamo dati con la Regione strumenti di semplificazione, di standardizzazione dei redditi, delle ore, eccetera, eccetera. Quegli strumenti, quelle tabelle devono essere, come dire, le linee guida, gli strumenti che possiamo e dobbiamo anche applicare, come dire, nell'attivare e nel gestire queste misure. Grazie. Se vuoi. No, bene, grazie per l'intervento. Allora, no, volevo solamente precisare che nelle slide e anche nella scheda si parla di business plan. Quello a cui si è fatto riferimento ha un nome specifico. Ritengo che sia comunque necessario che l'impresa, nel momento in cui
si approcci ad un intervento che ha degli effetti economici nei suoi confronti, nei confronti dell'impresa, e ha degli aspetti economici e delle valutazioni che devono essere fatte in relazione all'intervento pubblico, debba comunque avere un sistema che gli consenta all'impresa per prima di verificare, di valutare la sostenibilità dell'investimento che si approccia a fare. Per quanto riguarda il pacchetto integrato, a maggior ragione, sempre parlando di business plan, che è il termine inglese per dire piano degli affari o degli investimenti, chiamiamolo allora piano degli investimenti, credo che anche lì, a maggior ragione, ci debba essere un quadro che individui quelli che sono i diversi interventi che l'impresa vuole fare e li collochi all'interno di una strategia che sia una strategia unitaria. Ma ripeto, stiamo parlando di business plan, lei sta parlando di una specifica tipologia di business plan, ovviamente l'amministrazione a questo momento non ha passato in valutazione diciamo così, le metodologie di definizione di questo strumento, che comunque dovrà esserci. Ok, allora ci prendiamo un caffè e ritorniamo in sala tra un quarto d'ora.